Una cosa importante per noi come ambito del sociale che questo piano mette in maniera chiara è la nuova funzione che avrà il direttore sociale, che non sarà più solamente direttore sociale, ma diventerà direttore sociale e della funzione unica territoriale. Questo perché? E dunque con anche tutte le responsabilità di come spende i soldi che gli vengono assegnati, di come poi gli dà beneficio del cittadino. Questo perché? Perché c'era proprio l'obiettivo, visto che stiamo parlando di rete, di territorio, eccetera, di rendere forte questa figura, di rendere forte perché al direttore sociale si rivolgono le conferenze di sindaci, perché con lui definiscono il piano di zona e dunque era necessario dargli questa importanza e questa forza, che sarà ancora di più di quello che era in precedenza. Dopo è chiaro che il direttore sociale, se è una conferenza che lo supporta, riesce anche ad avere una maggiore pregnanza su quelle che sono le esigenze. E questo pensate da quella che è una norma nazionale che ci dice dobbiamo spendere un po' meno in sanità, cosa che già in Veneto facciamo, e spendere più sotto profilo territoriale, cosa che invece in altre regioni questo non viene fatto, spendono molto in sanità e spendono molto meno in territoriale. Noi già su questo siamo molto avvantaggiati, come vi dicevo non possiamo certamente negare che siamo una regione che ha un'ottima assistenza, sia ospedaliera che territoriale. In Veneto ci sono 25.000 persone in casa di riposo, ci costano 450 milioni di euro, 465 precisamente. Ci sono 25.000 persone che sono accolte a casa, che sono assistite, persone non autosufficienti, e anche queste ci costano circa 90 milioni di euro. Abbiamo tutto il complesso della non autosufficienza che per noi è una mole importante. Anche quando il Ministero ha tagliato il Fondo Nazionale, il Veneto comunque ha sostenuto quello che era l'importo che aveva assegnato per questo, per la parte della non autosufficienza, per il domicilio, per la residenzialità, per i disabili, vi dicendo, comunque l'ha sostenuto. E ancora di più adesso lo sostiene dicendo il direttore sociale ha un compito che è un compito strategico per quanto ci riguarda. Sarà il punto di riferimento per l'ambito del sociale, avrà nel piano di zona il suo strumento di attuazione, anche se la regione, anche in questo caso, dice però la governance deve essere regionale. Per cui qualora la regione individuasse nel territorio l'esigenza di un centro di servizio per particolare tipo di utenza, eccetera, con il parere del comune dove verrà pubblicata questa nuova iniziativa, la regione può in questo caso intervenire. Questo non perché si voleva andare contro le conferenze dei sindaci, però a volte è anche vero che serve una linea, serve una guida e la regione vuole assumersi questa linea, questa guida in questo momento. Cos'altro dirvi rispetto a questo? Perché sinceramente questo piano è una cornice dove abbiamo tantissime cose inserite. Per esempio qui abbiamo ridefinito, per quanto sempre riguarda il sociosanitario, la rete dell'Alzheimer, il CRIC. Adesso qui avete solamente un presidio, mi sembra, a Sapa. In Sapa c'è solamente qui a Portogruaro, tra l'altro. Fossato di Portogruaro, sì. E per cui avete un unico centro di riferimento, diciamo così, di accoglienza per soggetti con malattie di Alzheimer. Nel piano, sì, visto che l'Alzheimer purtroppo sarà una delle patologie invalidanti nei prossimi anni, si definisce la rete dell'Alzheimer, stabilendo il CLIC come punto di coordinamento dei CDC, perché ogni azienda US deve avere un centro di accadimento cognitivo. E dunque più lo leggo e più mi accorgo che effettivamente abbiamo messo tutto quello che era necessario per avere una cornice su cui poi applicare quelle che sono tutte quante le delibere che la Giunta deve poi procedere con l'approvazione. Un'altra cosa importante che ha sancito questo piano in tutti quanti i settori, soprattutto dalla parte sociosanitaria, è la compartecipazione da parte dell'utente. Questo generalmente crea diciamo così, un po' d'attrito, specialmente con l'associazione di disabili, con persone che di fatto dicono abbiamo già avuto la nostra parte di difficoltà perché ci dovete caricare anche di questo. Però non è che si dica tu devono pagare tutti quanti, c'è il modello di riferimento che è un modello con l'ISEE, in base all'ISEE andiamo a definire quelle che sono le persone che possono contribuire in maniera collettiva alla spesa e questo viene garantito che qualcosa possono dare. Non è che gli diciamo perché hai il ragazzo che ti va al centro diurno devi pagare una cifra esorbitante.
30-40 euro al mese per noi sarebbero sufficienti per non avere liste d'attesa e garantire che tutti quanti possono avere una risposta ad un servizio. Adesso non so se qui all'USL 10 ci sono liste d'attesa, per esempio per l'inserimento in centri diurni o per l'inserimento in residenzialità. Ero l'altro giorno alla Fossata di Piave, alla Casa Rossa. No, è a Fossata di Piave. Fossata di Piave. Eravamo l'altro giorno, anche loro dicevano lì che avevano qualcuno che chiedeva ancora di entrare, però quando si parla che anche chi appunto ha un ragazzo disabile che accede a un centro diurno, quando ha un ragazzo disabile che appunto adesso per la legge avrebbe diritto a tutto quanto gratuitamente, noi diciamo un minimo di compartecipazione che non sarebbe in misura altissima perché poi è calcolato in base al reddito ISEE e chi non può non mette. È indubbio che qualcosa deve essere messo, giusto per garantire a chi si trova nelle impossibilità di entrare perché non ci sono costi, perché questo è un po' il danno della nostra sanità. Noi riusciamo a mantenere in vita, grazie a una buona sanità, molte persone, fortunatamente, però queste poi hanno bisogno di assistenza, di essere curate, di pensare a un dopo di noi. Voi sapete, no? Dopo, quando non c'è più la famiglia, cosa facciamo di questi ragazzi magari che hanno esiti di trauma cranico, che hanno magari anche genitori anziani eccetera. Dobbiamo trovare il modo di assisterli, e trovare il modo di assisterli vuol dire anche compartecipare un po' tutti quanti. Qui nella vostra realtà avete circa 100 associazioni, 100 tra associazioni, ho visto tra associazioni, centri di servizio, comitati eccetera, che con voi compartecipano alla formulazione del piano, quelle che sono tutte quante diciamo così la distribuzione delle risorse, ed è per noi un patrimonio, e questo il piano lo ribadisce. C'è stato molto contestato che aveva poco ambito del sociale, però l'assessore continua a dirmi sempre, e io sono d'accordissimo con lui, l'assessore Sanaggiotto ribadisce, era inutile fare un libro dei sogni, qui doveva essere fatto un piano che poteva essere realizzato, sono state messe quelle cose essenziali per quanto ci riguarda. Dunque la definizione di un'azienda USL, e dunque la definizione di rapporti col direttore generale, e dunque appunto il passaggio tra quello che è un hub e uno SPOC, i diversi tipi di ospedale, e dunque la dotazione anche territoriale, la nuova figura del direttore dei servizi sociali. Tutte queste parti, scusate, sono un corollario che poi ci permettono di dare una definizione più attenta al nostro Veneto. Magari chi come voi vive in questa realtà, sul piano anche si riportano alla fuga, specialmente da questa vostra zona, verso Aviano, però è anche normale, perché quando hai un centro di riferimento di livello più alto, tutti quanti noi andiamo dove si può avere maggiore cura, no? E questo accade anche qui. Allora, quello che si vuole fare, visto che c'è anche tutto quanto un percorso per poter accedere poi alle strumentazioni, eccetera, è quello di dire cosa mettiamo in piedi noi al Veneto per evitare le fughe, per fare in modo che poi ci sia comunque qui la risposta, tenendo presente che in realtà come la vostra, avendo vicino Pordenone, avendo vicino appunto Aviano, possono anche spostarsi da quella parte. Ma senza penalizzarli per questo, assolutamente, non c'è nessuna volontà di penalizzazione diciamo così, di mettere in secondo piano questa zona, questa azienda USL, che è lunga e stretta e che magari a volte non è difficile un po' da mettere tutta quanta sulla stessa linea, come d'altro canto magari è più compatta altre realtà, anche sul veneziano. Per noi è un grande risultato quello che abbiamo ottenuto con questo piano. Sono felice di poter presentarlo per queste caratteristiche, secondo questi pochi tratti, anche perché dirvi tante cose come magari a voi non interessano altre cose più specifiche, potrebbe anche essere solamente una noia. Però vi invito a leggerlo, specialmente i sindaci, specialmente a chi appunto ha poi il compito di andare in conferenza di sindaci e prendere in mano cosa vuol dire valutare un direttore generale, cosa vuol dire poi rispondere al cittadino su un mancato servizio. E dunque vi invito a leggerlo, verrà pubblicato il 7, avrete modo tutti quanti di fare le vostre valutazioni, basta leggere anche i primi 13-14 articoli, mi sembra sia l'articolo 14 che definisce addirittura che qualora ci sia un rapporto con pubblico, sia esso medico di base, sia esso pediatra, sia esso ma anche avere, non
so, un contributo regionale, eccetera. Chi ne ha usufruito deve mettere in una bacchetta ben visibile quanto ha ricevuto e quanto riceve in questo momento. E dunque la trasparenza è stata messa tra le righe, però c'è, che vuol dire che dobbiamo vedere anche fuori, non so, dai nostri uffici dei medici quanto percepiscono e quanto poi effettivamente danno. Anche perché l'aver anche individuato non più le UTAP, però i gruppi di medicina integrata, è un modello che anche questo dovrà essere finato. Pensate, nel piano si dice chiaramente gruppi di medicina integrata che in qualche modo vanno a sostituire le UTAP, però possono essere in questo caso gestiti da medici di base come sono adesso, da medici ospedalieri oppure anche da privati. Questo vuol dire che anche un laboratorio convenzionato può dire ma io usufruisco, posso mettermi in gioco come medicina convenzionata e su questo anche diventare appunto il nostro medico di base. È tutto da costruire, questi sono i tratti che ha il piano, poi per il resto andremo a vederlo man mano. Io vi invito anche a vedere quello che la Giunta andrà a approvare e a seguire quello che approverà man mano anche la quinta commissione, perché lo possiamo costruire solamente noi veneti. Ce l'abbiamo qui, l'abbiamo fatta appunto la cornice per metterci il quadro, tutti noi bisogna che lavoriamo per metterci, sia la parte politica, perché appunto ho sentito che qui ci siamo, ma anche la parte amministrativa. I nostri sindaci, i nostri presidenti della conferenza dei sindaci, un ruolo importante della conferenza regionale sociosanitaria che deve appunto esprimere parere positivo o meno su quelle che saranno le schede. È il momento di farlo assieme perché è un beneficio per tutti. So di non avervi detto tutto quello che c'è scritto, però sono 150 pagine, i concetti sono tanti, ho cercato solamente di sintetizzare quelle che potevano essere utili. Ho sentito che avete fatto altri incontri di questo genere, magari se avete domande più specifiche sarà mia cura darvi una risposta.